Bene, eccoci anche oggi insieme. Abbiamo il piacere di avere ospite Michele Boato, presidente dell'Eco-Istituto Alex Langer, Eco-Istituto del Veneto, Alex Langer, che ha sede a Mestre, ma qua in veste di autore di questo libro, Quelli delle cause vinte, una sorta di libro dell'orgoglio ambientalista. In qualche maniera, insomma, rispetto all'arcipelago verde è anche un cambio di passo. Perché spesso gli ambientalisti hanno più attenzione verso ciò che non riescono ad ottenere piuttosto che a ciò che invece si è riusciti ad avere. E infatti, leggo dalla quarta di copertina, talvolta Davide ce la fa a tagliare le unghie a Golia. In questo manuale si raccontano 80 storie in cui gli lilipuziani dei comitati e delle associazioni ambientaliste riescono nell'intento, che sembrava impossibile, di impedire enormi disastri, speculazioni ed inquinamenti. Questo manuale di difesa dei beni comuni edito dai Libri di Gaia. Allora, fra le tante battaglie, un'ottantina, qual è quella di cui forse andate più orgogliosi? Abbiamo salvato la valle di Schievenin sul Monte Grappa. Questa è stata la cosa secondo me più epica che si potesse pensare. C'era già un progetto approvato dalla regione, anzi due progetti, uno che tagliava di 40 metri un colle, il Col del Roro, lo capitozzava proprio, e l'altro che sfasciava quella valle che è conosciutissima soprattutto dagli scalatori perché ci sono tantissime zone di roccia dove si fa scuola di roccia, ma è bellissima perché a 300 metri d'altezza tu ti sembra di essere a 1500. E lì vicino fra Montebelluna e Feltre ci vai con grande facilità. E la gente del posto dava per persa la situazione, era sfiduciata, qui ci distruggono la valle. Allora abbiamo deciso, abbiamo proposto, eravamo in quel momento in Cansiglio durante la manifestazione che ogni anno a San Martino facciamo in difesa del Cansiglio, eravamo lì, ci siamo consultati e mi è venuta questa specie di pazzia. Facciamo una processione laica a piedi dal Monte Grappa fino a Venezia. Facciamola in tanti e andiamo, tra virgolette, a chiedere, ma a imporre al Consiglio regionale che vengano revocate queste autorizzazioni. Sembrava una pazzia, eravamo in pieno inverno, le assemblee fatte lì nel comune di Quero e di Vas, lì attorno, erano in dicembre, sotto Natale, e tutto il comitato era perplesso. Si alza una signora e dice io ci sto, poi se ne alza un'altra, io ci sto, e tutte le donne cominciano a dire noi ci stiamo, e gli uomini che erano il comitato, perché era tutto maschile, ahimè, salvo una giovane, hanno detto va bene, vediamo di farcela. Partiti a piedi sabato mattina, era l'11 mi pare di gennaio, freddo da cani, due ragazze in testa con uno striscione cominciano a correre tutti dietro, 300 persone che arrivano a piedi quel giorno da Quero fino a Treviso, 40 km passando per Montebelluna. A Montebelluna a Luna troviamo 13 sindaci con la fascia tricolore, 13 schierati a dire che erano tutti d'accordo con noi. E poi a Treviso un'assemblea a Ricatti, e lì tutti a domandarci e domani ce la faremo. Eravamo come Charlot, camminavamo con le gambe larghe. La mattina dopo, ritornati a Treviso, avendo dormito ognuno a casa sua, partiamo alle 8 di mattina, tutti quanti assolutamente rinati, a piedi altri 40 km fino a Venezia, lungo il ponte, di solito alla Venice Marathon. Tutti si tagliano le gambe, invece arriviamo addirittura in anticipo, arriviamo davanti alla stazione, il coro Fanis canta, la RAI ci segue con grande attenzione perché si era mai vista una cosa, 300 o 400 alla fine persone che fanno questa cosa di 80 km a piedi, però la domanda era ma il Consiglio poi ci ascolterà il mercoledì successivo, andiamo in Consiglio, una delegazione, una trentina, tutti i gruppi, ma tutti proprio dall'estrema destra all'estrema sinistra, tutti lì a dirci no, questo non deve passare, ma decide la Giunta. Arriva giù l'assessore all'ambiente, che nessuno si aspettava chissà allora, e dice questo progetto è osceno, non va autorizzato. E lì finisce la più grande vittoria, secondo me, dell'ambientalismo. Non la conosce quasi nessuno, la stiamo raccontando perché quel giorno i giornali di Treviso gli hanno dato grandissimo risalto, quelli di Venezia un po' meno, ma poi è finita lì.
Ecco, questa cosa ha dimostrato che bisogna avere la forza di reagire tutti assieme, senza badare ai colori politici, l'obiettivo deve essere chiaro e lì c'era una valle da salvare. Non era un no, era un sì, perché la valle di Scheveningen è una valle straordinaria. Ecco, a leggere questo libro si percepisce una cosa, che il movimento ambientalista è trasversale, nel senso che attorno a delle battaglie di tutela dei diritti, insomma, ci si ritrova tutti, ma è trasversale anche l'avversario, perché non c'è un colore politico predominante. Allora, chi è il nemico? L'interesse economico? Dipende, c'è l'imprenditore che è intelligente, che capisce che non si deve fare e che magari al primo impatto già subito torna indietro. Qui ci sono molte storie di questo tipo, in cui trovi un interlocutore che non fa la guerra ma che capisce. E l'interlocutore stupido, assassino certe volte, come la Montedison rispetto a quello di Vinile, che ha bisogno che la battaglia sia durissima, ma le cose non sono così bianco e nero, c'è poi dentro all'interlocutore magari il tecnico che ti dà una mano. Mi ricordo dentro alla centrale Enel in costruzione a Fusina un dirigente della Franco Tosi, che era la ditta per cui erano morti degli operai cadendo, che ci disse: bisogna fare così, così, fatela dura questa battaglia perché è sacrosanta e noi la vinciamo. Mi ricordo, stiamo parlando degli anni 70, però ecco che l'interlocutore poi si disarticola e la direzione della Franco Tosi dice: avete ragione. Bisogna cambiare tutto, comitato antinfortunistico, ecco, le battaglie le dobbiamo fare con grande intelligenza e soprattutto, come dice Gandhi, il nemico non è un nemico, è un interlocutore. Tu devi fare in maniera che capisca, se non capisce lo devi costringere a capirlo, sempre con mezzi non violenti. Noi raccontiamo 80 storie con 80 mezzi diversi, anche durissimi, certe volte addirittura lo sciopero della spesa, quella volta coi fanghi Montedison, che ogni mattina 3.600 tonnellate scaricate in mare. A un certo punto in 70 città d'Italia abbiamo fatto il blocco davanti alla Standa, che era proprietà Montedison, allora 87, per dire alla gente: non andate a comprare da chi inquina l'Adriatico, e metà, per esempio a Mestre, metà persone non sono entrate. Quello è un blocco molto pesante, non è che ci arrivi subito in ogni momento, però lì la Montedison non la capiva. Altre volte con obiezioni di coscienza, come quando tu dici: no, questa cosa non la faccio, lo so che per legge tu puoi obbligarmi, ma io non la faccio. Rischio addirittura di andare in galera, ed è successo per alcuni operai di fabbriche del Bresciano che costruivano armi, che hanno obiettato alla costruzione delle armi. È successo anche con Gabriele Bortolozzo rispetto alla produzione chimica, lui l'hanno messo in un ufficetto da solo, non più in contatto. Fai l'obiezione di coscienza. Questi sono, diciamo, i mezzi estremi. I mezzi normali invece è l'informazione. Più la gente capisce, più si reagisce, più si mette assieme e più c'è la probabilità che i politici di quel comune e di quella regione cambino idea. Esempio la terza pista di Malpensa, che un movimento enorme di cittadini ha impedito che venga fatta ed era inutile. Malpensa è in crisi già con 2 piste, immaginarsi se c'era bisogno di fare la terza pista che sfasciava una zona del Parco del Ticino. E anche, non solo i politici, ma anche certe volte la Guardia di Finanza, la Corte dei Conti, i magistrati, cioè si sensibilizza l'opinione pubblica e l'elemento informazione, comunicazione è l'essenziale, il più importante. Ecco perché è un libro, perché vogliamo che i comitati imparino, e lo diciamo nel capitoletto finale che si chiama proprio cassetta degli attrezzi, strumenti di lavoro da conoscere e utilizzare nelle nostre lotte, per capire che non basta la manifestazione, non basta il cartello, ci vuole la lettera aperta sui giornali, la raccolta di firme, ci vuole anche la denuncia, talvolta non la querela che non serve a nulla, ci vuole il ricorso al TAR, ci vuole l'interrogazione comunale o quella parlamentare, quella regionale, cioè bisogna usare 1000 strumenti, perché allora si creano le alleanze giuste e si può, se hai ragione, vincere. Talvolta non hai ragione ed è giusto che non vinci. Ecco, volevo concludere con la domanda scomoda, perché nessuno ha la ragione rivelata. Certo. È capitato talvolta che siate stati voi a essere chiamati a riflettere, quindi aver fatto un passo indietro? Guarda, ci sono delle battaglie
è fatta in maniera sbagliata. Passi indietro non mi è mai capitato, ma di dire di aver sbagliato le battaglie sì, e la più clamorosa è stata la battaglia contro il Mose. Il Mose, tutti hanno visto quante tangenti ci sono volute per far passare quei progetti. Quei progetti erano e sono sbagliati, ma non siamo stati in grado noi intendo dire fino al sindaco Cacciari, per dire fino al ministro Ronchi, quello dei Verdi, non siamo stati in grado di far capire le alternative, farle capire bene, e le alternative ci sono: alzare Venezia pezzo a pezzo come si è fatto, fare dei blocchi diversi che si chiamavano Arca, ci sono le alternative, non scavare ancora i canali, ma al contrario tenere le navi all'esterno del porto. Questa cosa noi non siamo stati in grado di farla, e ahimè perciò la battaglia del Mose, anche se sono andati in galera quelli che hanno pagato o ricevuto le tangenti, ma il progetto, che ripeto che è sbagliato perché non risolverà ma peggiora i problemi, perché ha allargato ancora di più l'entrata dell'acqua alta in laguna, quel progetto ahimè continua ad andare avanti. E perciò questa battaglia non c'è in questo libro, perché in questo libro ci sono solo le battaglie giustamente che sono state vinte. Grazie a Michele Boato, grazie anche alla sua onestà intellettuale. Lo ricordo, lui è il presidente dell'Ecoistituto Alex Langer Veneto, la sede è a Mestre, e questo è il libro più recente che ha scritto, Quelli delle cause vinte, manuale di difesa dei beni comuni, libri di Gaia e la casa editrice. Buon lavoro. Per poterlo ordinare bisogna mandarmi una mail. A Michele Boato @tinit, perché non è nelle librerie, è solo in Ecoistituto, e perciò lo inviamo, costa solo 5 € e lo inviamo appena siamo in contatto con la persona che lo chiede. Grazie ancora, a voi, alla prossima.